Non devo venire a casa che non c'è più Simone, comunque, chiaro che il mondiale non è ancora chiuso, ci sono ancora 6 gare, compresa questa alla fine, e c'è la possibilità matematica che qualcuno non possa prendere su di Elia, deve assolutamente cercare di recuperare un po' di punti pesanti, perché in 16ª posizione ne prende pochi, ma sono abbastanza convinto che abbia la possibilità di, con il passo che sta facendo, con quello che aveva fatto vedere questa mattina, di arrivare leggerissimo ai primi 5, alle zone dei primi 5. Tanto Paolo Vetrano è proprio in compagnia di Eros Draconi per la gara di Andrea e noi. Sentiamo, allora è vero che siete un po' preoccupati per la tenuta della gomma? Sì, perché abbiamo visto in questi giorni che anche la gomma dura soffre, naturalmente Andrea è molto gas, perciò non è che si pesa. Non per me se tocca far così, non è molto gas. C'è anche gli altri vorranno vincere, vorranno fare un po' più. Ma durante il bene, allora ci sto in forma che sta a posto, benissimo, grazie, ciao. De Angeli sta attaccato intanto alla scia di Clusel e di Redding, riesce in staccata adesso fa pagare con Redding Alex De Angeli, e via però porta il suo obiettivo su Clusel, ma De Angeli è riuscito a marcare Scott Redding e a riguadagnarsi una posizione, quindi Alex in questo momento è il sesto davanti a Redding, corre in nona posizione, io sempre 12ª davanti a Raffaele De Rosa.